La vita è gioia e la sua bellezza va testimoniata, come hanno fatto i neonati che con il loro pianto hanno offerto la colonna sonora ideale alla Veglia per la Vita celebrata nella parrocchia di San Marziano a Carasco. Dopo il canto, la riflessione e la preghiera, il momento più commovente è stato quello della benedizione delle neomamme e delle mamme in attesa. E quest'anno è stato bellissimo sentire il pianto dei neonati, le mamme che allattavano. È stato un momento molto intenso, soprattutto l'omelia del Vescovo che ci ha come sempre tracciato e indicato il cammino per noi che siamo volontari impegnati alla vita e che ci impegniamo a salvare la vita, perché tante mamme anche che sono state qui stasera sono state salvate e hanno dato alla luce dei bambini meravigliosi. Questo frutto della vita, che è il dono della vita, è la cosa più importante. La vita è dono e come tale non è nella nostra disponibilità. Lo ha ricordato il vescovo Alberto Tanasini nella riflessione proposta al termine del momento di preghiera. Impegniamoci a dare questa testimonianza della bellezza della vita, ad aiutare chi è in difficoltà. Impegniamoci ad essere dolci, teneri con tutti. Non possiamo affermare il valore della vita con uno stile di aspro combattimento contro. Dobbiamo essere propositivi, capaci di incontrare, di parlare, di dialogare. L'accoglienza è lo stile dell'opera dei centri di aiuto alla vita, che a Chiavari e Rapallo e nelle due sedi staccate di Sestri Levante e Santa Margherita Ligure distribuiscono vestiti e oggetti per la prima infanzia alle mamme in difficoltà, ma propongono anche l'aiuto economico con il progetto Gemma. Alle mamme veramente che hanno grosse difficoltà diamo un 160 euro al mese per 18 mesi. 160 euro al mese non sono tantissime, però per molte ragazze, per molte giovani e per molte famiglie che hanno già dei bambini sono un aiuto. Chiunque voglia aiutarci a fare il progetto Gemma può farlo contattandoci